Bella stagione uguale turismo e per Venezia ancora più significa invasione di milioni di persone. Le immagini che ci vengono rimandate sono di campi, calli e ponti sovraffollati, per non parlare della cattiva pubblicità di bagni in canale, pasti consumati sotto i ponti e turisti seminudi in piazza San Marco. Insomma, per il veneziano il turista viene vissuto come una maledizione. Il primo cittadino Luigi Brugnaro ha annunciato un piano per primavera, ma intanto il Partito Democratico, stanco di attendere, mette sul tavolo la sua ricetta per governare i flussi. 5 delibere di iniziativa consigliare che entrano nello specifico dei singoli settori, dai trasporti, dai terminal, dal sistema infrastrutturale, dalla modifica della destinazione d'uso. Ma anche il blocco dei cambi d'uso in centro storico e tutela della residenzialità in tutto il territorio comunale, intercettare i flussi a monte attraverso l'istituzione di tavoli operativi con le agenzie di incoming e tour operator, sia organizzando hub di accoglienza lungo la gronda lagunare. Con un utilizzo dell'hub a San Basilio, noi avevamo proposto il tram, ma potrebbe essere anche con altri mezzi, ci sarebbe una completa decongestione del Canal Grande, perché ovviamente il Vaporetti, una gran parte, andrebbe per il canale della Giudecca direttamente a San Marco, Sant'Elena, Lido. Liberando di fatto le tratte del Canal Grande, hub oltre che a San Basilio anche a Tessera, peraltro già votato, e a San Giobbe. Una visione complessiva del sistema turismo con la definizione di un numero programmato sostenibile di visitatori. E ancora la carta dei servizi, c'è Venezia Unica, bisogna spingerla, ci viene incontro la tecnologia, ci viene incontro l'informatica, possiamo cominciare a spingere le prenotazioni, favorire la presenza dei turisti in alcuni mesi dell'anno a prezzi diversificati, in modo da disciplinare l'accesso in questa città. Insomma, un turismo non più da combattere ma piuttosto da organizzare in chiave di industria sostenibile, con anche il contrasto all'esodo di attività lavorative e facilitazioni per l'insediamento di nuove opportunità di lavoro.